I casi di contagio da coronavirus sono arrivati anche nell'Alto Vicentino, 2 i casi registrati all'ospedale di Sant'Orso. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato dal 13 febbraio per altre patologie, che è risultato positivo, residente in Lombardia, e di un residente della provincia di Vicenza. Entrambi sono già stati trasferiti negli ospedali di Negrari, in provincia di Verona, e al San Bortolo di Vicenza, ma la questione più urgente sembra essere quella del personale. Anche all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso sono state allestite le tende per gestire un eventuale aumento di afflussi al pronto soccorso, come è avvenuto in molti altri ospedali del Veneto. Qui però in questo momento il problema maggiore è quello dei 60 operatori sanitari tra medici, infermieri e tecnici che sono stati messi in isolamento volontario per il caso di positività che si è registrato, e quindi 60 persone in meno che possono gestire i servizi di questo ospedale. Tutto sommato la situazione del paese la conosciamo e la statistica, la matematica ci dicono che questa cosa poteva svilupparsi. L'ho saputo ovviamente dalla direzione sanitaria, che ci tiene costantemente aggiornati attraverso un bollettino quotidiano. Ora si attendono i risultati dei tamponi effettuati sui contagiati, che devono essere convalidati dall'Istituto Superiore di Sanità, mentre in sorveglianza domiciliare ci sono anche 4 pazienti che avevano condiviso la stanza con il primo contagiato. Va detto che sia i 60 operatori che i 4 pazienti sono asintomatici. Chiaramente non fa piacere e comprendo la preoccupazione dei cittadini, ai quali rivolgo un messaggio che vuole essere rassicurante, che non vuole essere di sottovalutazione della questione, ma nemmeno di alimentare un panico che non ha motivo di esistere. Ora la direzione dell'ospedale dovrà riorganizzare i turni di lavoro viste le assenze forzate, e non è escluso che le visite non urgenti e altri servizi vengano rimandati o spostati in altre strutture.